soldi. Li devi È lui che cerchiamo. Non lo so, mi ha visto, due scappati. Te lo acchiappo io. E via, più veloce della luce. Che c'è? Sei stanco? No, sono proprio morto. Lui no, però. Ha forza, potenza e scatto. Lui. Può diventare un campione. Se lo dici tu. Destra, sinistra, destra, sinistra. Oh. Ah, sciacqua fresh. Adesso devi cercare di colpirla. Occhio, mi raccomando. Hai fatto partire e domani all'angolo ci sarò io. Dai così! Libidine! Doppia libidine! Non restare fermo sui colpi! Libidine con gli occhi! Ora! Grandioso da parte della Giornata che riesce ancora più senso destro e crolla di schianto a terra Newland nuovamente. Colpo in scena a non finire in questo incontro. Newland è terra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Siamo rovinati. Ma so io cosa fare. Arrivo! Oh, cosa è successo? Oi. Oh, se prendevo il monumento mi facevo meno male. Si dice la parola d'ordine, il benzinaio capisce e accetta la scommessa. Ma tu la sai la parola d'ordine? Perché ho la faccia di uno che non la conosce? Guarda, la parola d'ordine è geniale. Finocchio. Benzina? Finocchio. A chi tu l'ha detto, Finocchio? Hai visto che era pericoloso? Ma no, la parola d'ordine era giusta. Era il benzinaio che non era Finocchio. Eccolo lì, quello giusto. Metti la freccia. Diglielo tu. Va bene. È veramente mister, ecco. Ti ho detto, diglielo tu, per piacere, eh? Vabbè, mannaggia morta. Buongiorno, come va la Finocchio? Oh, a me mi sa che hai sbagliato tutto, benzinaio e parola d'ordine. No, è proprio Finocchio giusto, sì. Giorgione lo do a 30. E se vincete pigliate un sacco di soldi. Li stiamo già investendo in borsa. Giorgione! Un urrà per Giorgione!
Signore e signori d'ascolto, buonasera, il Mario Marchioli vi parla e vi saluta. Di fronte alla categoria del peso massimo italiano Zorzo Desiderio, 80 kg facente, T'hanno spezzato una mano. Sul ring si sa vincere o perdere, non per farsi massacrare con una mano fratturata. Ma perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto anche tu, Bomber. Perché mi hai insegnato che bisogna sempre combattere. Non ci si deve mai arrendere. Fuori i secondi! Quando inizia il secondo round è nettamente in vantaggio Roscoe Dunn. Suona il gong della seconda ripresa. Ma cosa fa? Fuori, fuori! Fuori i secondi! Non l'hai persa l'abitudine, vero Roscoe? Vieni avanti. Alzati. Vedi, lo posso usare questa volta il destro. Vieni avanti. Su, campione. Che succede? Dove mi portate? Prigioniera di guerra, ma piacere, eh? Fantasy, 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 fantasy. When I first stand up, you see two red men.